io penso anche all'indotto che la disabilità può causare. E poi penso anche, giustamente, a una persona con disabilità che, per quanto bene voglia a sua madre e a suo padre, ha il normalissimo desiderio e voglia di farsi una famiglia per conto suo, di costruirsi una famiglia per conto suo, di andarsene fuori casa. C'è qualcosa di aberrante, strano, perverso in tutto questo? Mi pare di no, mi pare che sia la normalità, che sia l'autonomia. Che cosa andiamo a questa persona in grado di autodeterminarsi in questo caso? A misurargli il reddito dei genitori? A calcolargli i metri quadri della sua abitazione? A fare un calcolo sulla sua non autosufficienza? Non autosufficienza, Marco Espa, è un qualcosa che ci definisce un carico assistenziale, ma che è assolutamente inutile per costruire un progetto di vita per quella persona. Non mi interessa solo sapere di quante ore hai bisogno di assistenza, ti monetarizzo le disgrazie. Ho la stessa operazione che ho fatto con l'incapacità generica di svolgere un'attività lavorativa, uguale invalidità civile. Ti indennizzo in qualche modo dalla disgrazia e indennizzo in qualche modo il carico che c'è sulla tua famiglia. C'è qualcosa che non funziona in tutto questo. Ecco perché se ci limitiamo a fare la nostra discussione solo sull'ISEE, è una battaglia di retroguardia, è una battaglia comunque minoritaria, ma è minoritaria perché ci stiamo occupando di un pezzettino, quello della compartecipazione alla spesa, della partecipazione alla spesa. Non ci stiamo preoccupando di favorire, e per Dio voi in Sardegna le avete fatte queste cose, la progettazione individualizzata, la costruzione attorno alla persona, attorno alla sua comunità di un progetto, per non sprecare risorse, per mirarle esattamente. In questi mesi, governo Berlusconi prima, governo Monti dopo, di questa prospettiva, di questa ampiezza di visione, non se n'è parlato. Abbiamo avuto, io mi concentro su due manovre, la legge 111 e la legge 148 di Berlusconi. Là c'era la clausola di salvaguardia, no? Tremonti diceva bisogna, perché gliel'ha detto l'Europa, bisogna che troviamo fuori 40 miliardi di euro. Questi 40 miliardi di euro io ho il sistema, taglio tutte le agevolazioni fiscali del 5% il primo anno, del 20% il secondo anno e mi saltano fuori i 40 miliardi in 3 anni. La Corte dei Conti poi gli ha detto che era una fesseria, che era insostenibile, ma lasciamo perdere la Corte dei Conti. Allora, se non volete che tagliamo queste agevolazioni fiscali, dobbiamo predisporre una legge delega che riformi il fisco e l'assistenza per recuperare, guarda un po', 40 miliardi. O è zuppa o è pan bagnato. Tant'è che in luglio, fretta fretta, Tremonti deposita la sua bozza di legge delega alla Camera e inizia ad essere discussa alla Commissione Bilancio e inabbinata alla Commissione Affari Sociali per l'articolo 10. Molte associazioni si sono preoccupate dell'articolo 10, quello della riforma assistenziale. Io francamente mi sono preoccupato di più di quella fiscale, perché quella fiscale colpisce tutti e colpisce anche le persone con disabilità e le loro famiglie. La parte assistenziale colpisce persone con disabilità, la partecipazione alla spesa, l'indennità di accompagnamento, l'ISEE, tra l'altro una delega su cui qualcuno ha anche espresso alcune riserve proprio da un punto di vista costituzionale rispetto all'articolo 76, se c'è e se le funzioni sono effettivamente, se i principi e i criteri sono effettivamente ben indicati, se il tempo e le modalità sono ben indicati. E sull'altra, sul 53 costituzionale sempre, perché laddove si distingue la separazione tra dovere fiscale e assistenza, cioè prima mi paghi le tasse e poi
parliamo di assistenza, ma sono due cose diverse. Non ti compenso l'assistenza mancata non facendoti pagare le tasse. Questa era la gran logica. La legge delega, la proposta di legge delega è stata massacrata in commissione da chiunque, ma è ancora là. Arriva Monti. Sembra una scelta tecnica quella che si profila, ma non è tecnica. Non è tecnica. Il fatto che la politica non ci abbia messo il naso più di tanto non la trasforma in una scelta tecnica. E ritocca la clausola di salvaguardia, dice no, niente agevolazioni, niente taglio delle agevolazioni fiscali. Guardate che nel taglio delle agevolazioni fiscali c'era anche un elemento che diceva che le indennità di accompagnamento, le pensioni, gli assegni sociali, gli assegni ai sordi, ai ciechi civili, i contributi per la vita indipendente, eccetera, eccetera, non erano più esenti da tassazione, ma entravano là. Quindi in qualche modo si scardinava quel principio di non tassare le rendite, le prestazioni di tipo assistenziale. Arriva Monti e dice no, non vi preoccupate, non c'è più il taglio 5-20%, ma da ottobre del prossimo anno, 2012, quest'anno, aumentiamo le aliquote IVA dal 21 al 23 e dal 10 al 12 e poi ancora di un altro mezzo punto dal 1 gennaio del 2013. Ora mi potranno dire gli economisti eccetera l'effetto e l'impatto che comunque causa un innalzamento di 2 punti di IVA, non è oggetto da discutere oggi, ma comunque può essere particolarmente severo. E anche in questo caso ci dice, a meno che, clausola di salvaguardia di Monti, a meno che non si rivedano le agevolazioni fiscali e assistenziali per un risparmio pari a non più 40 miliardi ma 29 in 2 anni. Ora, le biglie in mano per per intervenire da un punto di vista legislativo su fisco e su assistenza, questo governo ce l'ha comunque. Esiste. Allora uno si chiede, ma cosa se ne farà Monti e cosa se ne farà questo Parlamento della legge delega, della bozza di legge delega di Tremonti, che è ancora lì? Uno la ignora, lascia perdere, cade, come diceva Letta, lascia perdere che quella avrà vita molto lunga, che in termini da vecchio democristiano, sto parlando di Gianni ovviamente, in termini da vecchio democristiano vuol dire lascia perdere che muore di vita sua. L'altro è, invece si riprende, ci si mette mano e la si riadegua. E la terza ipotesi è, si iniziano una serie di interventi normativi su tutti gli aspetti che riguardano fisco, assistenza e così via. Va anche detto, per memoria storica, che Tremonti ha sempre avuto un affetto particolare per le leggi delega. Ne aveva già avuta un'altra legge delega nel 2003, che era la legge 80, era identica, era la stessa delega che aveva avuto con la legge 80, se l'è ripresa, aveva tentato di riprendersela ora con il disegno di legge giacente alla Camera. C'è anche chi si è divertito ad andarle a confrontare, sono pressoché identiche, salvo che è saltato quel pezzo di filosofia, non a caso, di proporzionare il carico fiscale, il carico impositivo, in maniera tale da tutelare quei deboli di cui parlava l'intervento precedente, quei deboli, le persone che si trovavano. Quindi quello è scomparso e anzi si sono inasprite tutto il resto.